ci siamo posti il problema di come seriamente affrontare ciò che già oggi c'è. Cambiamenti climatici stanno creando problemi enormi di sicurezza e danni economici a casa nostra, nei nostri comuni. Problema globale, ripercussioni locali. Da Vittorio Veneto parte la mobilitazione di una serie di realtà coordinate dallo SPCGL di Treviso, dai comuni all'ANPI, passando per Legambiente, ciascuno per la propria parte. Senza dubbio un contributo lo possiamo dare in termini di attenzione, in termini di collaborazione, perché dobbiamo mettere insieme tutti, quindi comuni, regione, magistrato alle acque, eccetera, per costruire una risposta razionale a questi fatti, sapendo che anziché migliorare, più avanti abbiamo un problema di peggioramento delle condizioni. Dissesto idrogeologico, agricoltura e qualità del cibo, educazione ambientale, biodiversità. Il sindaco di Vittorio Veneto guarda anche alla prossima giunta regionale e pone la questione delle risorse. Ci aspettiamo un po' più di impegno da un punto di vista anche dei finanziamenti economici, perché il grosso handicap che abbiamo come enti territoriali è quello degli investimenti. Su delle situazioni anche di calamità naturali abbiamo appunto il riassetto del sistema idrogeologico, quindi con frane e smottamenti. Sui nostri territori avvengono molto spesso, anche nel territorio del comune di Sarve e di Freguna, quindi abbiamo bisogno anche di avere risorse per ripristinare queste situazioni. Osservato speciale resta il Piave, con Legambiente che boccia grandi bacini di laminazione come quello previsto a Ciano. Noi dovremmo pensare ad aprire il letto e far sì che a un certo punto quest'acqua divaghi e si formino le classiche grave del Piave che lentamente sono scomparse, soprattutto ad opera dei cavatori. L'altro fronte connesso, quello delle crisi geopolitiche, con la Camera del Lavoro schierata per Gaza. Lo sciopero indetto a sostegno della popolazione palestinese ha avuto una forte adesione anche nella Marca. Berco e Breton oltre il 50%, 90% nei reparti produttivi De Longhi, 80% alla Stiga, 1000 le persone poi confluite in Piazza Borsa. Io devo dire è stata entusiasmante quella piazza, nel senso che la pace ha unito e questo è un buon segnale. Il messaggio da dare era forte, che bisognava che fosse forte perché la situazione ormai è diventata drammatica.